mandi frus. Cadi doi dis, ossia ai 3 di aprile, che è una giornata c'è tanto importante per il popolo furlan. Disin calè come se fosse il compleanno dal Friuli. Di fatto, ai 3 di aprile del 1077 è nascuta la patria dal Friuli. Come? O vuoi appicchiare la bandiera dal Friuli, teterace? Sono sicura che tanti in Friuli, ma anche a Torpa al Monte, faranno le stesse robe. Arrivi subito. Tu la ise? Vedi? Ma tu la lea o la sade? Me ha stuplatade tu? Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiazzute, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferchiati alla mamma, duplo il miedo gran frullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferchiati alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferchiati alla mamma. Mandi Daria, o ai non Gabriele, o sai che ai 3 di aprile in Friuli si fanno biele feste. Puoi tu spiegarmi perché? C'è può dare se io preparare per queste occasioni? Mandi. Mandi Gabriele, sicuro. Sapeso in che maniere che lo spieghi? L'antin da urta al timp con la nostra macchina speciale. O svolin fino ai 3 di aprile del 1077. Viergi ti puarte, sbassi ti mur, covindi là insieme tantimpi in daur. Spicciaiteli sorelis, battedmi la man, o linduc insieme in un tim tan lontan. Vecca così rivas ai 3 di aprile del 1077, quando che nas la patria dal Friuli. Sapeso frus, esiste anche un'ebole, o ben un documento ufficiale, là che l'imperatore Indri IV al decrete la nascite dal Stato patriarchial furlan. In che volte la patria dal Friuli era controllata dal patriarchio di Aquilea, che era più o mancul come il nostro presidente della Repubblica, dove che aveva un superpotere, anzi, aveva 2 superpoteri, il potere temporale, dunque che il politico, e il potere spirituale, dunque che il religioso. Era come se fosse un vescovo, ma al stesso tempo anche un presidente. Dal secolo XI al secolo XV, il nostro territorio si lo chiamava Patriarchiato di Aquilea e non era come quello che conosciamo, ma aveva confini un'evore più larghi. Pensate che tal Patriarchiato di Aquilea è stato uno tra i primi parlamenti della storia. C'è un Parlamento, è un'assemblea o ben un gruppo di persone che rappresentano tutti i cittadini che si chiamano per favelare di robe importanti, di leggi e a decidere insieme ce fa. In che volte il patriarca si sentava e al favelava sedi coi siors che coi puars e si metteva d'accordo con loro per tante questioni. Il Friuli era un Stato per da buon indipendente.
Poi dopo però che periodi di indipendenza è finito per vie di Vignesie, che ha conquistato buone parte dal Friuli, e più tardi anche de Austria e de Italia. Ovin anche ma di par da bon importante che nus resta de patrie dal Friuli. Oh, ben, sì, bravs, la nostre bandiere. Sapeso c'è molto che gli fate? Vi odinle insieme. E gli formate di un drap a forma rettangolare, con al centro une aquile di aur, con i salis viertis, chiav a ciampe, bec viert ros e sgriffis rossis sunt un sfond celeste. Pensate che dal domo di Udin si può sviare il modello più antico delle nostre bandiere. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma, caiut sportel furlan, pont e u. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fruz, stant che cadi doi dis, alle come se fosse il compleanno del nostro Friuli, sapete ciò che us dis? O hai deciso di pronta duce calcovente per fare, si vi sai so, che torte che avevi fatto tanti in pindaur. Sì, ieri la torte bandiere. Le fasino insieme? Per preparare la torta bandiere tu hai bisogno di 3 uova, 4 sedons di margarine o di spoglie, 10 squadrei di cioccolate, 1 taccia miege di zucchero, 2 tacis di farine, 3 bustutis di vaniline, 1 buste di levain in polvere, 1 taccia di aghe. Sei tu pronto? Allora, scominci. Mi raccomandi, prima di scominciare, laviti sempre gli smans. Metti un grumale intorno per non sporchiati e un chiappiel di cogo per non perdi chiavei. Sei tu pronto? Scominci. Fasiti aiutà di un granta in pia il foro a 180 gradi, così quando vi finiti i passaggi sarà già chialdo. Metta di sfala cioccolate a bagnomarie. Mette la margarina o la spoglia e il zucchero in tune terine. Messedio insieme finché mai che la mistura non diventa sbrumose. Giunte una alla volta i 3 uova e continui a messedà. Alla mistura, giunte la cioccolate che tu avevi disfatte. Giunte per finire ingredienti in polvere come farina e levain. Mistura ben un po' alla volta, messedando dal basso verso l'alto. Mette tutto in tune tecchie fodrade di chiarte di for. Domande un grande aiutati a metti la tecchia in for e lassile per 40 minuti. Per fare l'aquile tu hai bisogno di una foto o un'immagine di aquile de bandiere dal Friuli che stedi in tun sfuei. Scominci. Mette la immagine di aquile de bandiere dal Friuli su un barcon, taccantele col scotch di chiarte sul veri. Mette parsore un altro sfuoi blanche, tacchilo col scotch di chiarte. Copie la olme de aquile de bandiere dal Friuli. Quando tu hai finito, metti il suoi parsore di un tappetut. Col pontarul seguis dome la olme dal disegno de aquile. Poi la olme de aquile parsore de torte, poi dopo sparnice il su caravel parsore la torte. Tu io daras c'è sorprese quando tu diavaras la immagine de aquile. Bon pitic! Fasin un gioco. Viodin, so se sboins di pittura cui color si usci la bandiera dal Friuli. Di che colore isali il fons de bandiere? A. Vert scuro. B. Vert clar. C. Celeste.
La bandiera dal Friuli ha un fond celeste. Dunque, la risposta giusta è la lettera C. Vi ho detto se o se sboins divisassi di c'è color che è l'aquila de bandiere dal Friuli. A. Aur. B. Narancin. C. Blanc. L'aquila è di color aur. Va viso indovinato? Beh no. Di che color sono gli sciatis, il bec e la lenghe de aquile de bandiere dal Friuli? A. Narancin. B. Ros. C. Marron. Gli sciatis, il bec e la lenghe de aquile de bandiere dal Friuli sono di color ros. Va viso indovinato? Bravo nos! E ieri è Pierut alle da ora ciri al quartiere. Un suo amico domanda, ma Pierut, c'è sesto da ora ciri? E Pierut, o so da ora ciri le clas de macchine dal tempo. Ben, i due amici attacchino a cirilis insieme, ma non chiati in nue. A un certo punto il suo amico domanda, ma Pierut, sei tu sicuro di averli perduti a chi? E lui, no, li sai perduti là io insomma, ma casot, e la luce dal lampione e mi va miglior di cirilis. Se tu ti vuoi bene, allora di che tu sei una persona brave e buona. Se tu ti danno una mano, allora di che tu tal meretis. Se tu ti vengono incontri, sta attento, tu sei ste corsie falade. Vele ca la bandiera dal Friuli con ieri da ora ciri. Ieri da ur di te.
Forse anche tu avevi pensato che per onorare la nostra bella patria, per il suo compleanno tu volevi picchiare, vero? Non sta preoccupati, se tu vuoi le picchi io furte terrace e sono sicura che tanti furlans a Torpa al Friul, ma anche che vivi in Friul, lo faranno dal sicuro. Che a Light Fruits c'è tanti sbandieris. Beh no, buon compleanno al nostro Friul e tanti auguri ai furlans che sono qua e a chi che sono a Torpa al Monte. Buon 3 di aprile a tutti, mamma. Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridade, con bravura io tal dis, la mia tumpa in chiamis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, con ti giusse mostri, ogni dì si fa così, tutto il mieldo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto il mieldo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan.